studentesse del Foscarini di Venezia che hanno scelto di non rispondere all'esame orale di maturità in segno di protesta contro i voti, a loro dire ingiustificati nella versione di greco, sono pronte a ricorrere al TAR. Hanno vissuto momenti di paura i membri dell'equipaggio della barca da voga affondata dal moto ondoso provocato da alcune imbarcazioni. Le opposizioni riportano in Consiglio Comunale il problema del traffico acqueo. La comunità bengalese presenterà un esposto in procura perché sia fatta piena luce sulla morte di Islam Mia, l'operaio 34enne che ha perso la vita in Fincantieri. Arrivati i primi risultati degli esami tossicologici svolti durante l'autopsia sul corpo di Giada Zanola, sono state rilevate tracce di ansiolitici. Le forze di opposizione in comune saranno presenti con comitati e associazioni in una doppia manifestazione per denunciare lo sfruttamento di Venezia in eventi che la usano come vetrina. Ludopatia Lus 3 ha messo in campo un progetto innovativo di formazione per 5.000 gestori e operatori di sale da gioco nella nostra regione. Canto dove ascoltare il mio mito, McCartney. Umberto Tozzi chiude la sua carriera con un tour di 2 anni che il 7 luglio farà tappa proprio a San Marco. Il telegiornale di Venezia, buonasera, ben ritrovati. È diventato un caso nazionale quello delle 3 studentesse del Foscarini di Venezia che hanno rifiutato di rispondere all'orale dell'esame di maturità per protesta contro il voto avuto con la versione di greco, voto a loro dire ingiustificato. Ne abbiamo ascoltata una di loro, si dicono pronte a ricorrere al TAR. È stato un orale spiazzante per i professori che si sono anche abbastanza arrabbiati e spiazzante anche penso per tutti i nostri conoscenti. La scelta di Linda e delle sue compagne di classe Lucrezia e Virginia di non rispondere alle domande dei professori all'orale dell'esame di maturità al liceo Foscarini di Venezia è diventata un caso. Una scelta di disobbedienza civile maturata dopo i pessimi voti ricevuti nella prova scritta di greco da quasi l'intera classe, dove solo 10 su 14 hanno raggiunto la sufficienza. Valutazioni ritenute ingiuste dalle 3 studentesse che hanno tutte un ottimo curriculum scolastico. Ho iniziato l'orale chiedendo della versione, inizialmente non volevano mostrarmela, poi sono stati obbligati perché era mio diritto vederla e sostanzialmente gli errori che mi sono stati segnati non erano veri errori. Io poi sono andata all'orale con il dizionario di greco e la grammatica greca proprio per dimostrare che effettivamente quello che avevo scritto io era corretto. Ovviamente i professori non hanno voluto vedere né la grammatica né il dizionario. Gli errori contestati nella versione dalla docente di greco, commissario esterno proveniente dal liceo Franchetti di Mestre, per come li racconta Linda, appaiono più scelte stilistiche che errori grammaticali. Linda, che sta per partire per gli Stati Uniti, dove ha vinto una borsa di studio all'università, aveva ritradotto la versione a casa assieme alla madre, laureata in greco antico, trovando un solo errore. La scelta di non sostenere l'orale costerà alle studentesse un voto di maturità molto più basso, ma da parte loro non ci sono ripensamenti. Avevo delle medie molto alte, però penso che il mio gesto sia servito a molti studenti che spero si faranno avanti in un futuro e per far venire un po' fuori le ingiustizie che noi studenti viviamo tutti i giorni. Prima di tutto vogliamo vedere la versione, vederla con calma e vogliono farlo anche queste mie 2 compagne che hanno fatto quest'atto con me. In un secondo tempo stiamo valutando di fare un ricorso al TAR. Hanno vissuto momenti di grande paura i membri dell'equipaggio della barca da voga affondata dal moto ondoso provato da alcune imbarcazioni a motore vicino al Ponte della Libertà. Ora le opposizioni riportano con forza in Consiglio Comunale il problema. Sono stati momenti molto nei quali abbiamo avuto molta paura, perché non sapevamo come reagire. Stavano effettuando l'ultimo allenamento in laguna prima di partire alla volta di Vienna per partecipare ad una regata internazionale di canotaggio, con un equipaggio misto, metà uomini e metà donne, studenti e studentesse dello IUA Vedica Foscari. L'allenatore di canotaggio del CUS Venezia, Alberto Vianello, si trovava al timone. Quando ci trovavamo circa a metà del Ponte della Libertà, siamo stati superati da delle imbarcazioni a motore, una delle quali ha provocato delle onde molto alte, che inizialmente non pensavamo potessero essere così pericolose, però la prima onda è entrata in barca e ha allagato il pozzetto, la seconda e la terza ci hanno letteralmente buttati a fondo, siamo affondati, l'imbarcazione nostra è affondata
e si è arenata sul fondo della laguna. Vianello è riuscito a chiamare il 115. I vigili del fuoco hanno portato in salvo l'equipaggio e recuperato l'imbarcazione. Io vogo da oltre 40 anni, faccio canottaggio da oltre 40 anni e non mi era mai successo un fatto del genere, non ero mai affondato con un'imbarcazione durante un allenamento. Quindi questo significa che il motondoso è ancora un problema molto serio e che può provocare anche molti danni e anche molti pericoli. Di motondoso a Venezia si parla da tempo immemore. Nel frattempo l'unico cambiamento è stato l'aumento del traffico acqueo e non sono mancati casi in cui i mezzi a motore sono entrati in collisione con barche a remi. Insieme ad altri consiglieri comunali presenterò un'interrogazione sull'assenza totale di controlli. Anche perché con il PUMS, che discuteremo poi a luglio, è previsto che in quel canale transitino un numero assolutamente spropositato di barche a motore. Ora, la coesistenza fra barche a motore e barche a remi è possibile solo se le prime rispettano le velocità e rallentano quando vedono barche a remi, cosa che chiaramente ieri non è successa. Andiamo avanti, mentre si attende l'autopsia sul corpo di Islam Mihal, operaio di 34 anni che ha perso la vita dopo una caduta da una nave a Fincantieri. La comunità bengalese ha deciso che attraverso un avvocato presenterà un esposto in procura affinché venga fatta piena luce sull'accaduto, sui tempi del soccorso, sulle ragioni del malore che hanno preceduto la perdita di equilibrio. Intanto i sindacati CGIL e CISL stanno raccogliendo i soldi per Mia e la sua famiglia. Siamo a Jesolo, centinaia di oggetti sequestrati e pioggia di multe durante l'ultima raffica di controlli della polizia locale contro il commercio e i massaggiatori abusivi. Il blitz è scattato all'alba e proseguito per tutta la mattina. 13 equipaggi con 26 agenti e il supporto dell'unità cinofila. Alle prime luci dell'alba la polizia locale di Jesolo è stata impegnata in un'ampia azione contro attività e commerci abusivi. Dalle 6 gli operatori hanno presidiato tutti i varchi d'ingresso alla città intercettando automobili con materiale destinato al commercio abusivo. Dalle 9 sono scattate verifiche e ispezioni nei pressi dell'autostazione del Lido a bordo degli autobus e dalle 11 lungo l'intero arenile cittadino, anche a contrasto delle attività professionali abusive come i massaggiatori. L'intervento si è concluso alle 13. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 500 oggetti, in gran parte asciugamani e accessori di abbigliamento, 60 gli identificati, di cui 12 sanzionati per commercio abusivo, tra cui anche un acquirente. Una persona ha ricevuto un daspo. Siamo al femminicidio di Giada Zanola, arrivano i primi risultati degli esami tossicologici svolti durante l'autopsia sul corpo della giovane mamma. Sono state trovate tracce di ansiolitici. Stordita con le benzodiazepine, caricata in auto incosciente, posata sul primo gradone del cavalcavia di Via Prati e poi lanciata sulle auto in transito lungo la A4 nel cuore della notte del 29 maggio. Potrebbe essere questa la dinamica della tragica morte di Giada Zanola. Sul tavolo del PM Giorgio Falcone, che coordina le indagini sul femminicidio della giovane mamma, sono arrivati i primi riscontri degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia dal professor Claudio Terranova, che confermano che nel corpo di Giada sono state trovate tracce di uno psicofarmaco che induce sonnolenza e stordimento che nessun medico le aveva prescritto. Un dubbio che torturava Giada Zanola, che alle amiche nei mesi precedenti la sua morte aveva confidato i suoi sospetti: credo che Andrea mi avveleni. La scoperta potrebbe aggravare la posizione di Andrea Favero, il compagno della donna, in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Dopo una prima confessione agli agenti della Polizia Stradale di Padova, Andrea Favero al PM aveva detto di aver inseguito la compagna nel cuore della notte sul cavalcavia, di averla raggiunta e poi di non ricordare più nulla. Le telecamere della zona hanno ripreso l'auto di Favero arrivare sul cavalcavia, fare un'inversione a U, fermarsi per qualche minuto e poi ripartire. In quel lasso di tempo l'uomo avrebbe gettato il corpo della compagna, la mamma del loro bambino. Tesi i rapporti tra i due negli ultimi tempi. Giada Zanola voleva lasciarlo e rifarsi una vita con un nuovo compagno. Andrea Favero la fine del loro rapporto non l'aveva mai accettata. Siamo a Santo Stefano di Cadore, dovrà essere fissata una nuova udienza preliminare per il processo a carico di Angelica Hutter, che il 6 luglio di un anno fa travolse e uccise il piccolo Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin. La 33enne tedesca è accusata di omicidio stradale plurimo, il legale di fiducia Giuseppe Triolo ci spiega in quale situazione si trova oggi la donna.
Avvocato, a luglio si tornerà in aula, perché? Allora, innanzitutto non è detto che si torni a luglio. Il problema è rappresentato dal fatto che non è stata fatta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al sottoscritto e conseguenzialmente il pubblico ministero ha richiesto la restituzione degli atti che il giudice ha disposto e conseguenzialmente attualmente è stata fatta la notifica, proprio se non erro lo stesso giorno, e quindi successivamente al decorso di questo termine, salvo istanze che non penso che presenteremo, verrà rifissato nuovamente l'udienza preliminare, che deve essere fissata negli 10 giorni successivi allo scadere del termine, che potrebbe essere o a fine luglio oppure ai primi di settembre. La sua assistita è sempre in struttura, come sta? Allora sì, è sempre in struttura e obiettivamente insomma adesso viene seguita, è curata e sicuramente si è ripresa rispetto alla situazione soprattutto originaria ma anche quella successiva in cui non assumeva i farmaci che avrebbe dovuto assumere. Questa donna per se stessa che futuro immagina? È molto complicato perché è chiaro che indubbiamente l'esigenza attuale sarebbe quella di poter tornare in Germania, per quanto oggi non sia in regime di detenzione e anche la misura di sicurezza che è stata applicata non preveda la detenzione, sicuramente oggi e quindi tecnicamente e teoricamente sarebbe anche libera, perché non c'è una misura detentiva, però lei sta rispettando tutte le prescrizioni che sono state disposte. Tutte le forze di opposizione in comune saranno complessivamente presenti insieme a comitati e associazioni in una doppia manifestazione venerdì sera e sabato mattina. Siamo in via Garibaldi per denunciare lo sfruttamento di Venezia per eventi che la usano come vetrina, dicono, e creano disagi alla città e ai residenti. Disagi negli spostamenti dei residenti, rumori impattanti nelle ore notturne, recinzione di spazi pubblici, percorsi alternativi non sempre in sicurezza, limitazioni di rampe per disabili, chiusura di aree verdi che rappresentano riparo e ristoro in queste giornate di calura per gli anziani, danni evidenti alla pavimentazione. Tutti i gruppi di opposizione in Consiglio Comunale a Venezia incontreranno i residenti venerdì alle 19 per denunciare problemi e disagi che si stanno verificando in Riva Sette Martiri. Quella che si terrà in via Garibaldi non è un'iniziativa contro la Coldiretti, come è stato specificato da più parti, ma un'iniziativa contro le politiche della giunta comunale. Una giunta che è sorda e che continua a calpestare la città autorizzando iniziative o creando iniziative che sono assolutamente incompatibili con il tessuto sociale e soprattutto lo fa appunto senza alcun confronto con la cittadinanza, senza alcuna tutela e preservazione della nostra bellissima città. È stata completamente distrutta la pavimentazione, ma poi si sono creati notevolissimi disagi per i residenti, tutti autorizzati dal comune, quindi lo spostamento della fermata del Vaporetto e i problemi relativi al transito in quell'area. Il motto di venerdì sera sarà Venezia merita rispetto, rispettiamo Venezia. Dalle 11 di sabato mattina invece una lunga lista di comitati e associazioni cittadine, i gruppi consiliari di tutta la città insieme, Verde e Progressista e Movimento 5 Stelle, saranno protagonisti di una passeggiata di protesta, sempre in via Garibaldi, contro quello che viene definito lo sfruttamento intensivo di Venezia, vale a dire il suo uso come vetrina o palcoscenico di eventi estranei alla città. Parliamo ora di ludopatia della LUS 3 che ha messo in campo un progetto innovativo di formazione per 5.000 gestori e operatori di sale da gioco in tutta la regione. C'è una raccolta di 5 miliardi di euro, di cui 1.200 euro di spesa pro capite. Quindi io e lei spendiamo, anche se non giochiamo, 1.200 euro. Immagini il volume di affari e di denaro. Sempre più persone vittime del gioco d'azzardo, con numeri importanti anche in Veneto. Per questo l'ULS 3 ha messo in campo un innovativo progetto di formazione rivolto a 5.000 gestori di sale da gioco perché riescano a intercettare le situazioni più gravi e da lì aiutare a intraprendere un percorso. Chi meglio di chi gestisce le sale da gioco entra per primo in contatto con il giocatore. Credo quindi che
il fatto di mettere a disposizione dei professionisti che spieghino, diano delle informazioni di base, ecco, alle persone che poi si trovano a avere di fronte il giocatore, sia un elemento di grande novità, e anche lo stesso corso che viene fatto in maniera per agevolare anche i stessi gestori delle case da gioco, che viene fatto in parte online in webinar, sia, come dire, pensato proprio perché ci sia un'adesione più ampia possibile. Il corso è obbligatorio secondo direttiva regionale, costa 100 euro, chi non lo farà sarà sanzionato. Il primo anno la formazione per gli esercenti, i 2 seguenti per i dipendenti. L'impegno nostro è a 360 gradi, dai giovani che sono probabilmente anche i più interessati al gioco online, visto l'aumento esponenziale che è stato registrato negli ultimi anni. Parliamo di circa 85 miliardi su scala nazionale contro i 65 del gioco, diciamo, nelle sale da gioco, quindi è un fenomeno in netta crescita e che stiamo registrando anche nella nostra azienda sanitaria. Fondamentale capire i segnali. Quando c'è un disturbo di dipendenza, che sia gioco d'azzardo, di gaming o di sostanze, c'è proprio una trasformazione della personalità, cioè nel senso che è di comportamento. Il ragazzo o la ragazza diventa più nervoso, dorme di meno, ha più problemi di reggere la conversazione, la frustrazione, frequenta meno scuola, passa più tempo fuori, cioè sono tutta una serie di indicatori che devono mettere, come dire, non dico proprio in allarme, però in qualche modo di attivare la propria attenzione. Al Museo Correr è stata presentata la data veneziana dell'ultima notte rosa domenica 7 luglio, la nostra intervista al cantante Umberto Tozzi. Ho delle sensazioni fantastiche perché ho visto il palco da sotto oggi e mi sono immediatamente ricordato di quando ero ragazzo e venni a vedere il grande concerto di Paul McCartney con i Wings. Sicuramente sarà un bellissimo concerto, sarà un concerto che coinvolgerà sicuramente tutte le persone che vengono a trovarmi. Piazza San Marco a Venezia sarà il palcoscenico prezioso domenica 7 luglio dell'ultima notte rosa del cantante e cantautore Umberto Tozzi. La tappa veneziana di quello che è stato annunciato come l'ultimo tour di fine carriera dell'artista è stata presentata oggi al Museo Correr. Alla presenza dell'artista, appunto, accolto a nome della città dall'assessore Simone Venturini e dal presidente di Vera Piero Rosasalva, affiancato dal direttore Fabrizio Doria. Tozzi è legato al Veneto. Ho un legame, diciamo, col Veneto perché mia moglie è padovana, quindi sono in qualche modo a conoscenza del vostro territorio. È bellissimo, poi Venezia non devo spiegarla io, è una città unica al mondo e quindi ho sicuramente un grande entusiasmo. È un concerto che racchiude tutti i titoli più importanti della mia carriera. Sarà un viaggio molto lungo e siamo partiti benissimo dalle Terme di Caracalla il 20 giugno, il 7 luglio saremo qui a Piazza San Marco e poi faremo altre tappe importanti anche in Italia. E allora non resta che... Il riconoscimento più importante è stato sicuramente avere passato l'oceano con gloria e essere stato numero 1 per 2 mesi e mezzo nella hit americana. Ciao agli amici di Rete Veneta Antenna 3, da Umberto vi aspetto il 7 luglio al mio concerto qui in Piazza San Marco. Donatori di vita, giovedì 27 al Teatro Tognolo di Mestre, il concerto gratuito dell'orchestra composta da medici di tutto il Veneto per ribadire l'importanza della donazione. Asclepio è il nome dell'orchestra, scelto non a caso, traduzione dal greco per il dio della medicina, visto che a suonare e a dirigere violini, violoncelli, arpe, oboe e trombe, solo per citarne alcuni, saranno tutti medici provenienti da tutto il Veneto. Dalle corsie degli ospedali arriveranno direttamente sul palco del Toniolo a Mestre, giovedì 27 giugno dalle 20:30, per proporre i grandi classici da Vivaldi, Mozart, Handel e Rossini in occasione
occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La serata si chiamerà Donatori di Vita proprio perché Avis ha voluto riunire sotto il segno della musica tanti soggetti che si occupano di volontariato e condividono gli obiettivi della donazione. Gli ammalati continuano ad essere ammalati anche d'estate, quindi colgo l'occasione proprio perché sono qui di fare un appello a tutti i donatori: prima di partire andate a donare il sangue. Quindi è davvero importante assolutamente far conoscere l'importanza di Avis e dall'altra parte anche coinvolgere tutto il terzo settore, perché in questo concerto non c'è solo Avis protagonista, ma tante associazioni del territorio che insieme ad Avis raccontano questo messaggio. La serata si chiamerà Donatori di Vita proprio perché Avis ha voluto riunire sotto il segno della musica tanti soggetti che si occupano di volontariato e condividono gli obiettivi della donazione. Concerto dunque di questa sera, noi vi salutiamo, il TG di Venezia termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi come sempre il meteo. Arrivederci.